Dacci tutto quello che hai, ma prima che potesse dire qualcosa, due ragazzi gli hanno sferrato un pugno in pieno volto e poi lo hanno spintonato. Così il sedicenne, uno sportivo, ha reagito mettendo in fuga i suoi aggressori. Si tratta di due, sembra nordafricani, che erano a bordo di un monopattino e che hanno aggredito a scopo di rapina un minorenne residente a Mogliano Veneto. La rabbia del papà. È attivo fisicamente per quello, però comunque ha riportato a casa un occhio nero, uno zigomo gonfio e... Quindi è stato anche picchiato. Sì, hanno tentato di derubarlo, prima l'hanno spinto, poi lui ha detto no, non ho niente e gli hanno dato un pugno e lui ha reagito. La mamma lo ha portato in ospedale per essere medicato e refertato. È accaduto in via Roma. Il ragazzo aveva finito palestra e stava aspettando che la madre lo andasse a prendere in auto. Pochi minuti era avvenuta l'aggressione in pieno giorno, intorno alle 18. Ha già fatto denuncia e tutto ieri sera. Che cosa vi hanno detto? Niente, che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno anche a Mogliano. Il sedicenne non aveva mai visto i suoi aggressori, anche loro giovanissimi, tra i 16 e i 20 anni. È un po' provato perché dice adesso magari cosa succederà in un futuro e siamo tutti qua noi preoccupati perché qua del quartiere abbiamo tutti 2 o 3 figli di cui tutti minorenni, bimbe comprese, bimbe che girano qua a piedi nel Parco del Sole. Tanta rabbia, ci dice il padre. Te papà scusa ho paura, da uomo ho tanta rabbia, sì, quello sicuro. Infatti ieri sera ne abbiamo cercato, noi un paio di macchine hanno girato in cerca di sti ragazzi, ma non si è visto nessuno. Si erano già allontanati i due aggressori. Ora dice: sarò costretto a portare il mio figlio in palestra tutte le volte. Viviamo un po' così, sembrava un'oasi felice a Mogliano, invece non lo è.